Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 13 agosto. Sono stati aggiudicati i lavori del completamento del ponte ferroviario sulla linea ferroviaria Rovigo-Chioggia, che attraversa il canale di Rosolina tra il comune di Loreo e il comune di Rosolina. Il costo dell'investimento è di 7 milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione Veneto e in parte dall'Unione Europea. Il ponte ha un'altezza ridotta che costituisce un limite allo sfruttamento delle potenzialità del canale lungo la tratta Venezia-Mantova. L'intervento è mirato a ripristinare la funzionalità della campata centrale, che potrà sollevarsi fino a 7 metri sul livello medio mare, permettendo lo sviluppo del trasporto su acqua per ridurre quello su gomma. La definizione del progetto si è svolta in stretta collaborazione tra Infrastrutture Venete, partecipata dalla Regione Veneto al 100%, ed RFI, Rete Ferroviaria Italiana. L'inizio dei lavori è previsto per il prossimo settembre e ciò implicherà la chiusura della linea ferroviaria Chioggia-Adria. In sostituzione al servizio ferroviario sarà implementato il servizio bus. L'interruzione del servizio è prevista fino al prossimo maggio 2025. In questo momento il servizio è interrotto per un intervento che viene effettuato da RFI per l'installazione di una nuova tecnologia e per consentire a partire dal 1 settembre il subentro di Trenitalia. Terminati i lavori sul ponte, il sistema di innalzamento della campata potrà avvenire dopo la procedura di autorizzazione, per ottenere la quale sono necessari altri 6 mesi. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Lunedì mattina, nei pressi del rifugio Vandelli, un drone ha impedito l'atterraggio dell'elicottero Falco 1 del Su-M118, creando gravi difficoltà ai soccorritori. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha condannato fermamente l'azione di chi ha pilotato il drone, mettendo a rischio la vita di un escursionista ferita e ostacolando il lavoro delle squadre di soccorso. Il gesto irresponsabile di chi ha manovrato il drone è inaccettabile, ha dichiarato Zaia, elogiando il lavoro del Su-M118 e del Soccorso Alpino del Veneto. Ringrazio il nostro aerisoccorso e il personale del Soccorso Alpino per la professionalità nonostante le difficoltà. Zaia ha sottolineato l'importanza di un comportamento responsabile in montagna, citando i dati del Soccorso Alpino e del Su-M118. Quest'anno gli interventi sono aumentati del 3% rispetto al 2023, con un incremento del 12% di persone soccorse. Da giugno scorso il 21% degli interventi ha riguardato persone illese ma bloccate in montagna e il 14% sono stati causati da perdita di orientamento. La montagna non è un parco di divertimenti, deve essere affrontata con rispetto e preparazione, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Le immagini che vedete provengono dal video del Soccorso Alpino Italiano e riporta lo spettacolare intervento di soccorso della Cima Grandi di Lavaredo. Nel nostro sportello offriamo servizi di luce e gas, telefonia fissa e mobile per condomini, aziende e attività commerciali. Chi entra qui da noi non necessariamente deve uscire con un contratto in mano, quindi valutiamo prima la vostra bolletta, analizziamo i vostri consumi e solo se c'è veramente un risparmio, allora vi proponiamo le nostre tariffe. Da F Energia ci trovate tutti i giorni, da lunedì al venerdì 8:30 12:30, 14:30 18:30, in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina e il sabato anche su appuntamento. Un problema frequente della turistica e trafficata Rivavena è il cattivo odore che fuoriesce troppo spesso dalle fognature. Siamo stati fermati ieri da una famiglia che vive nei pressi del ponte Zitelle Vecchie e che ci ha detto di aver segnalato il problema già 3 volte, ma di non aver visto ancora nessuno intervenire.
Questa famiglia, come altre, è costretta a tenere le finestre chiuse a causa del forte odore che risale e di conseguenza il condizionatore è acceso quasi 24 ore su 24. Il problema non è solo su questa zona, ma anche nelle zone più a nord, nei pressi di Ponte Caneva, dove insistono numerosi locali di somministrazione cibi e bevande. Il cattivo odore che risale anche qua non è indice certamente di salubrità ed è sicuro che non aiuta la vendita. Del problema avevamo parlato in altre occasioni. Al tempo il posto colpito era nei pressi del ponte di Sant'Andrea. I residenti da tempo chiedevano un intervento a causa dell'odore insopportabile e hanno atteso molto prima dell'intervento sanificatore. Mentre riprendevamo la zona per avere una ripresa attuale, è passata una signora che ha esclamato indignata: «Che odore!». Tutti coloro che passano per la bellissima e tipica Riva Vena, turisti e chiogiotti, siamo convinti siano dotati del senso dell'olfatto, chi più chi meno. Se i residenti sono costretti a convivere con il cattivo odore, chi non risiede può permettersi il lusso di attraversare uno dei ponti e cambiare strada. Un peccato che la riva venga evitata per un odore eliminabile presumibilmente con un intervento di spurgo. E siamo nello studio della Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Il governo lancia il piano colonnine per ampliare la rete di ricarica delle auto elettriche e raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea e del PNRR entro il 2025. L'Italia dovrà installare 80.000 colonnine, aggiungendo circa 23.000 nuovi punti alla rete esistente. Roma guida il progetto con 700 nuovi impianti, mentre in totale si prevede l'installazione di 18.380 colonnine con un contributo a fondo perduto di 639 milioni di euro del PNRR. Attualmente l'Italia conta 56.992 punti di ricarica. Secondo Motus deve aumentare questa cifra di 1/3 per raggiungere l'obiettivo del 2025. Questo è cruciale per la strategia di Fit for 55 dell'Unione Europea, che gira a 33 milioni di colonnine entro il 2034, mentre oggi ne esistono solo 250.000. Per le famiglie il bonus è disponibile di 20 milioni di euro, con 1/3 già prenotato. Il contributo può arrivare fino all'80% del costo di acquisto e installazione di colonnine e wall box, con un massimo di 1.500 euro per le abitazioni private e fino a 8.000 euro per i condomini. Le imprese possono ottenere un contributo fino al 40% delle spese ammissibili per un massimo di 65.000 euro. Le città principali beneficiarie includono Napoli 532 punti, Torino 480, Milano 404 e Palermo 384. È la Lombardia che guida il maggior numero di colonnine con 10.902. Ricordandovi la farmacia di turno oggi, martedì 13 agosto, è la farmacia all'Adriatico in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove continuiamo a prendere le prenotazioni per i testi per tutte le scuole. Vi ricordo inoltre il sito chioggiazzurra.it, l'app Chioggiazzurra e i canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News. Continuate a seguirci. Ciao a tutti.